La FOIV ha predisposto una bozza di delibera regionale per la revisione della zonizzazione sismica del territorio regionale. Nella fattispecie, oggi come oggi, abbiamo 154 comuni che, stante le norme tecniche sulle costruzioni 2018, dovrebbero passare da zona 4 a zona 3, senza ulteriore aggravio di adempimenti, perché restano praticamente gli stessi rispetto a prima, solo che invece queste popolazioni potrebbero usufruire dei benefici fiscali dati dal sisma bonus. La federazione si fa promotrice presso la Regione Veneto e presso anche l'ANCI Veneto, soprattutto presso l'ANCI Veneto, perché ci dia una mano nei confronti della Regione a far approvare questa delibera di revisione della zonizzazione sismica. Credo una proposta molto interessante, perché i comuni in questo modo potrebbero accedere al sisma bonus, ma direi anche, dal punto di vista della prevenzione e della protezione, avere un'uniformità, per come dimostrano proprio l'ordine degli ingegneri dallo studio che ha fatto, dalla ricerca, che sarebbe un adeguamento proprio tecnico, perché non c'è ormai più nessuna differenza tra zona 3 e zona 4. Ma io credo che serva fare una corretta informazione e formazione, e per questo credo che la proposta e la collaborazione dell'ordine degli ingegneri sia fondamentale. Serve far conoscere le nuove NTC del 2018 un po' meglio a tutti i tecnici comunali, e quindi credo che proprio la proposta fatta a seguito di questa azione di informazione e formazione possa essere anche condivisa e sostenuta la proposta della modifica della legge regionale, così come fatto già dall'Emilia Romagna. Anche perché poi lavoriamo per la protezione e l'adeguamento degli edifici, per accelerare questo processo al quale noi amministratori locali teniamo molto.